Una notizia di grande impatto è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare ora susciterà l'emozione di tutti gli appassionati del nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più caldi e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Nel Napoli sta succedendo qualcosa di grosso dietro le quinte. Ma la decisione finale potrebbe essere già stata presa. Federico Chiesa ha un futuro in azzurro? Federico Chiesa, uno dei grandi talenti del calcio italiano, fatica a trovare spazio al Liverpool. Si dice che potrebbe tornare presto in Italia e il Napoli è stato indicato come una possibile destinazione. Tuttavia, secondo l'esperto Gerardo Fasano, Aurelio De Laurentiis ha deciso che Chiesa non rientra nei piani del Napoli per la prossima stagione. Anche se Antonio Conte potrebbe essere interessato all'attaccante, la dirigenza del Napoli non sarebbe disposta a investire su un giocatore che attualmente non è al massimo della forma. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Chiesa sarebbe un buon acquisto per il Napoli? De Laurentiis ha fatto bene a puntare su altri nomi o il Napoli dovrebbe rivalutare questa decisione? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sulle prossime mosse di mercato.